pensato a questo momento di incontro, avevamo fatto anche discorsi in Duomo e quest'anno era stato fatto l'8 dicembre un altro tipo di concerto, ma ci sembrava brutto non avere ancora la possibilità di gustare la competenza dei nostri amici che ci guidano un po' a queste opere accompagnate poi dalla musica, quindi un momento che ci aiuta a ricrearci anche nello spirito. Il tema di questa sera sulla santità è particolarmente adatto anche al luogo dove noi ci troviamo, la chiesa di Madonna di Strada, che è la chiesa dove l'immagine della Vergine ci accompagna ormai da più di 400 anni nella nostra comunità, e quindi è anche molto bello poter vedere attraverso le immagini quello che è poi il riflesso di una vita. La santità, sappiamo, è una chiamata che si è rivolta a tutti siamo chiamati alla santità, dice il Concilio Vaticano II, ma senza dubbio ci sono alcune figure che poi ispirano tutta la vita della Chiesa, e quindi è bello poter ripercorrere un po' questo percorso, sapendo che come veniva detto, noi ascoltiamo le parole della Scrittura, ma la migliore esegesi della parola della Scrittura sono la vita dei santi. E quindi questo ci richiama a questa dimensione, ci aiuta a concretizzare nel concreto della nostra esperienza, della nostra vita, anche questa realtà. Un grazie allora di cuore ai Lions che hanno organizzato questo momento, a chi attraverso la propria competenza, la propria anche arte ci guiderà in questo giorno. Un grazie particolare qui a Giorgio, vieni pure anche tu qua, che io vi accolgo, ma poi chi ha organizzato e chi guida siete voi, e quindi buon pomeriggio. Anch'io ringrazio Don Sergio per l'ospitalità, ringrazio chi ha contribuito all'evento, un evento a cui sono particolarmente affezionato perché unisce più arti, la musica, la pittura, la cultura, è un evento che è sempre particolare e molto significativo. Quindi ringrazio Franca, Ugo, i due Paolo e Paola che hanno fatto l'evento. Naturalmente vi porto a tutti voi i saluti del Lions Club a San Daniele, che è uno dei Lions più antichi della regione, sono più di 50 anni dei Lions, e come molti di voi sanno, per chi non lo sa, il Lions è un'associazione di volontariato, la più grande associazione laica e apolitica nel mondo, quasi 1,5 milioni di soci. Quindi volontariato, noi facciamo dei service un po' in tutti gli ambiti della società civile. Anche stasera facciamo un service, il service di questa sera naturalmente è dedicato alla Caritas di San Daniele, i service che hanno fatto quest'anno hanno tutti Caritas San Daniele, Maiano o il Samaritan di Ragogna, che gestisce ragazzi con varie disabilità. Quindi se volete dare un contributo, all'ingresso c'era, oltre il programma, c'era anche una busta dove eventualmente se potete contribuire, siamo più che contenti perché così il nostro sforzo porta a qualche risultato. Quindi non più che serata, buon evento, e grazie ancora a chi, è un evento che normalmente lo facevamo sempre l'8 dicembre, quest'anno l'abbiamo spostato, ma non volevamo perdere l'occasione di fare una cosa così carina. Buona serata.
nella maggior parte delle persone un santo suscita sempre simpatia, anche tra gli atei. Ma la gente ama immaginarselo o nell'estasi della contemplazione o confuso tra il popolo che benefica o in quei fatti che passano di bocca in bocca e che circondano quasi sempre la figura di un santo. Fatterelli minuti alle volte eternati nel tempo da una frase o da un gesto che nessun uomo avrebbe detto e fatto se non quel santo perché è guidato da Dio. Gesto in cui è palese l'inconfondibile incontro tra il divino e l'umano, che dà una nota nuova, alle volte rivoluzionaria, nel vivere noioso e sempre uguale del mondo. La santità. La santità è un solco invisibile, ma rende tutto nitido attorno a sé. La santità è anonima e senza clamore. La santità non è eroica, si esprime nel piccolo, nel quotidiano, nell'abitudine. Il peccato è la banalità del male, la santità è la normalità del bene. San Sebastiano di Irene da Spilimbergo. Irene nacque nel 1540 a Spilimbergo, secondogenita del conte Adriano da Spilimbergo e dalla nobile veneziana Giulia da Ponte. Suo nonno materno, Giovan Paolo da Ponte, volle Irene presso di sé e la giovinetta fece ingresso nella nobile famiglia dei da Ponte, una delle più illustri casate di Venezia, frequentata da poeti, scrittori, musicisti e dal grande Tiziano, di cui Irene divenne allieva, e non era poco, poiché fra i pittori era chiamato maestro universale. Aveva appena 19 anni quando una febbre violentissima la assalì e pochi giorni dopo morì. Ippolito Nievo le dedicò un testo poetico e una parte recita così: che così dolce all'anima favella sulla tela fissata, pinger d'incanto che ad ogni istante il ciel si rinnovella, il pennello depose. Aveva di pianto umido il ciglio, dentro il cuore anelo le palpitava di bellezza un canto, mentre di stelle si accendeva il cielo. E fu così che iniziò il mito di Irene da Spilimbergo. Eccoci, buonasera a tutti, ben ritrovati. Quando abbiamo avuto la possibilità appunto di proporre un pomeriggio dedicato ai santi, capite benissimo che la vastità di scelta così abbondante doveva in qualche modo impegnarci. Quindi abbiamo scelto, estrapolato 5 santi che mi auguro soddisfino la vostra curiosità e la vostra conoscenza. In questi 5 santi che abbiamo individuato abbiamo cercato anche poi di trovare dei confronti con opere che troviamo qui a pochi passi sul nostro territorio. E in più, prima di parlare delle opere, come in questo caso quella di Irene da Spilimbergo, vi porto, è chiaramente un riassunto, ma importantissimo, di tutti quei testi che venivano forniti ai committenti o alle botteghe, agli artisti che dovevano eseguire un'opera su commissione che riguardasse uno o più santi o le figure divine, sacre. Ecco, tutti questi testi fanno sì che poi diventi una grammatica da rispettare, un linguaggio sempre da guardare e osservare attentamente per essere diretti nel messaggio, quindi compresi, e soprattutto perché poi il fruitore riuscisse attraverso le immagini a riconoscere i santi, perché poi l'idea nasce appunto da questa difficoltà che abbiamo un po' tutti quando ci troviamo nei musei o nelle chiese a individuare quei santi un po' più meno conosciuti. E come possiamo riconoscerli? Attraverso la loro iconografia, attraverso la loro storia e spesso in che contesto abitano quella palla. E allora
la raccolta e la sintesi di queste documentazioni per quanto riguarda San Sebastiano, e l'abbiamo portato perché lo troviamo spesso nelle nostre chiese, nelle nostre edicole votive, in molti dipinti, è un San Sebastiano che spesso abbiamo pregato, invocato, e il suo nome in questi testi appunto fa riflettere, fa pensare e fa dipingere gli artisti, ispirarsi agli artisti proprio dal nome che deriva dal greco e significa venerabile. Della sua vita abbiamo scarse notizie, la sua vita scorre tra il III e il IV secolo. È un ufficiale della guardia pretoniana sotto il comando di Diocleziano. Si tradì in sostegno di due suoi compagni, Marco e Marcellino, mandati a morire perché professavano parole di fede. Gli arcieri lo giustiziarono, ma le frecce non avevano leso alcun organo vitale. Questo fatto non sempre è rispettato dagli artisti, quindi una curiosità quando guardate la pala con il santo, a osservare se le frecce sono ben pensate, posizionate nel dipinto. Secondo la leggenda fu curato dalla vedova Irene, quindi abbandonano i soldati dopo l'esecuzione San Sebastiano, questa vedova chiede di potersi prendere cura per la sepoltura e si accorge che non è morto San Sebastiano, e quindi si prende cura e lo salva. Successivamente, forte della sua rinascita, si presenta di nuovo all'imperatore che lo sfida e naturalmente l'imperatore non accetta questo e decide per il suo martirio definitivo, per la sua decapitazione. Poi, una volta decapitato, verrà gettato nella cloaca massima, la più grande fogna di Roma ai tempi, proprio come segno di disprezzo. L'immagine di San Sebastiano è ripresa dai pittori e dagli scultori, soprattutto del Rinascimento, come a pretesto per rappresentare al meglio un corpo nudo maschile. Può comparire da solo legato spesso a una colonna, a un albero, o una colonna, un albero o un palo, e ai suoi piedi spesso è riposta la sua armatura. Gli antichi credevano che le malattie fossero causate dalle frecce di Apollo, dio delle arti mediche, delle scienze, dell'intelletto e della profezia. Ecco il culto di San Sebastiano che protegge contro la peste. Protegge gli atleti, gli arcieri e i vigili urbani. Si celebra il 20 gennaio e poi qui sul territorio, in Friuli, nella nostra regione, è patrono di Sottoselva di Palmanova e di Dignano, qui proprio sul nostro territorio. Parlando dell'opera, come si è ispirata Irene da Spilimbergo, bisogna, come dice Paola, ricordare questa giovane artista. Siamo nel Cinquecento e far parte della bottega di Tiziano in quel periodo, donna, era terribilmente difficile, quasi impossibile. Soltanto grande capacità, dedizione, passione ha permesso che Irene sia accanto a Tiziano, e qualcuno la definisce come una delle allieve più predilette, e la critica ancora discute sul dubbio dell'attribuzione di questo dipinto, un capolavoro assoluto che si trova a Isola. Dobbiamo tenere presente che Isola è stata per un gran periodo dominata anche sotto il dominio della Repubblica Veneziana, e quindi in questa città troviamo custodite molte opere di scuola e di bottega veneta di quel periodo con maestri eccezionali. Però non è una pala di Tiziano, di questo siamo certi. Viene attribuita con sospetto ancora a Irene perché nella documentazione che accompagna questo quadro troviamo nella documentazione l'accenno e la scrittura di Irene, ma il dubbio sta se si riferisce proprio alla mano di Irene non avendola firmata o se è riferimento a Irene, a quella donna che si è presa cura di San Sebastiano. Al di là di quello, a noi piace pensare, fino a quando non viene definito e attribuito in modo definitivo con certezza all'autore, piace pensare che sia lei, anche perché, ripeto, far parte della bottega di Tiziano non era assolutamente scontato. Nella scomposizione vediamo come comunque guarda la scuola veneta, dal paesaggio, dai colori, dall'atmosfera, e è abbastanza originale, un po' Tiziano, in questo caso Tiziano lo leggiamo, nella posa di San Sebastiano. Perché spesso noi siamo abituati a vedere un San Sebastiano di cui non si sente la sofferenza di un corpo che è pieno di frecce.
anzi ha quasi un'estasi, guarda verso il cielo, ma assolutamente non soffre. Tutto questo succede per due bei motivi. Uno, perché nella grazia di Dio tu subisci il martirio senza sofferenze, nella tua forte fede, nel tuo forte credo. L'altro motivo è perché appunto gli artisti, attenendosi agli scritti, raccontano che quello non è il suo martirio. Il suo vero martirio lo possiamo vedere in alcune immagini, proprio qui a San Daniele, grazie a Martino da Udine, pellegrino da San Daniele, che anche qui, dietro l'altare, sull'altare, la Madonnina, che la troviamo posta al centro, è opera sua, il suo santuario gli dedica a questo posto, questo luogo, tanto è grande questo pittore. Ma lasciando un po' da parte il pellegrino in questo luogo, ha dipinto nella chiesa di Sant'Antonio Abate, sempre qui a San Daniele, le storie della passione di Cristo. Qui troviamo frammenti di affreschi dove a destra il San Sebastiano è nella classica posa legato a una colonna e con le frecce in corpo, San Giobbe al centro e infine San Rocco insieme, perché sono i santi invocati spesso qui quando sono state pandemie, malattie, pestilenze, quindi li troviamo spesso in territori in cui hanno vissuto questi drammi. E nella porzione di affresco, sempre del pellegrino a sinistra, vediamo sullo sfondo il palazzo dell'imperatore Diocleziano. A sinistra sta arrivando un cavaliere con un bastone, alza il bastone, e davanti al cavallo bianco, scorgiamo San Sebastiano che cerca di difendersi dalle bastonate e, come dicevamo prima, morirà decapitato.
pensiamo che la santità vada cercata nella direzione opposta al peccato e alla debolezza. Ma cosa sarebbe allora la santità? Il contrario della mia vita? La santità invece non si trova in un luogo diverso dalla debolezza o dalla tentazione, ma proprio al loro interno. Essa non ci attende nel punto in cui superiamo la nostra debolezza, al contrario, è nel momento stesso in cui siamo deboli che ci troviamo vicini alla santità. La santità trasforma ogni istante, per opaco e difficile che sia, in opportunità. San Giorgio il Drago di Paolo Uccello. Paolo di Dono, ovvero detto Paolo Uccello, è stato un pittore e mosaicista italiano. Fu tra i protagonisti della scena artistica fiorentina della metà del XV secolo. Era figlio di un chirurgo e barbiere, Dono di Paolo, Firenze, e della nobildonna Antonia di Giovanni del Beccuto. Il padre apparteneva a un casato benestante, mentre la madre era di una famiglia di nobili feudatari. Nacque nel 1397, crebbe quindi in un ambiente solido e benestante. Già a 10 anni era a bottega dello scultore Tiberti. L'uso del soprannome Uccello fu dovuto all'abilità nel riempire i vuoti prospettici delle sue opere con animali, in particolare uccelli. L'artista lavorò soprattutto intorno a Firenze, si spostò poi a Venezia, Prato, Bologna, Padova e Urbino. Sposò Tommasa Malefici, da cui ebbe 2 figli, Antonia, che diventò monaca carmelitana e che è ricordata per le sue doti pittoriche, di cui purtroppo non è rimasta traccia, e il figlio Donato, anche lui pittore. Vecchio e ormai incapace di lavorare, l'11 novembre 1475, probabilmente malato, fece testamento e morì pochi giorni dopo. Venne sepolto a Santo Spirito. Parlando di santi e nella quantità di scelta, non potevamo omaggiare il nostro presidente dei Lions, che fa di nome Giorgio. E quindi, parlando di San Giorgio, il suo nome ha di origine latina, è derivato dal greco e che significa contadino. Visse anche lui dal III al IV secolo ed è un santo leggendario, guerriero e martire. Nel 1222 venne scelto come patrono d'Inghilterra. Nella sua iconografia e con i documenti che arrivavano a questi pittori, l'elemento chiave è il drago. Per i cristiani primitivi simboleggiava il male e in particolare il paganesimo. L'immagine del cavaliere che combatte il drago si diffuse nel Medioevo e fu raccolta dalla leggenda aurea con toni favolistici. Un orribile drago pretendeva vittime umane da una città, che altrimenti avrebbe sterminato con il suo alito malefico. Le vittime erano estratte a sorte e quando toccò alla figlia del re, essa fu portata presso il lago dove il mostro viveva, ma prima ancora che esso potesse sbranarla, giunse Giorgio da Cappadocia che con coraggio e a spada sguainata lo domò. La bestia, resa inoffensiva, fu legata alla cintura della principessa per essere portato in città. Giorgio rassicurò il popolo mostrando di essere arrivato a sconfiggere il drago in nome di Cristo affinché si convertissero. Nelle opere Giorgio è sempre in sella a un cavallo bianco, il colore bianco è simbolo di purezza. La principessa è l'allusione alla Chiesa che con la fede vince il peccato e converte il paganesimo. Il martirio di San Giorgio, insomma, muoiono abbastanza con difficoltà. Sentite il martirio di San Giorgio. C'è stato un tentativo di avvelenamento con calice di vino. Poi tirarono le membra su una ruota. Fu gettato dentro un calderone di olio bollente e infine decapitato. La sua festività ricorre il 23 aprile, è patrono di Porcia, di Fontana Fredda, di Chions, di Pagnacco, San Giorgio della Vichinvelde, Clout e Preone.
Paolo Uccello ci presenta San Giorgio che sconfigge il drago in una sua ricerca, in uno stile che, al di là del soggetto che viene a rappresentare, lo identifichiamo subito proprio perché ha uno stile che lo caratterizza in quegli anni, in una ricerca dove tutti gli artisti sono concentrati in un'idea di prospettiva e di profondità, e anche in questo dipinto il pretesto è proprio per cercare di dare profondità all'opera e anche una vitalità, un dinamismo, se proprio non un movimento proprio assoluto dentro l'opera. Questo lo possiamo vedere perché, per esempio, sopra il Cavaliere, quel vortice di nuvole scura in basso e molto chiara in alto, in quel vortice, in quella forma circolare, crea un movimento per sostenere, soprattutto mettere in evidenza la forza, l'energia di San Giorgio sul cavallo bianco che sta ferendo il mostro che è uscito dalle caverne. Dietro il drago, la caverna scura, simbolo del male, il male sta nel buio sta il peccato, nella non conoscenza, e la principessa, ecco, che con la corda lo tiene al guinzaglio per essere poi accompagnato in città dove tutti possono vedere che San Giorgio, con la forza della fede, sconfigge il mostro, il drago, e sconfigge l'ignoranza e il peccato. E lei ha un atteggiamento appunto assolutamente lontano da quello che potrebbe essere una principessa spaventata. Ecco, Paolo Uccello poi racconta tutto in questo modo così fiabesco. Abbiamo visto come già la storia in sé indicava come una bella favola di eroi e del bene che vince sul male. Una tela di un periodo sicuramente diverso. Vi presento questa di Sebastiano Florigelio, che tratta anche lui il San Giorgio. Questa pala la potrete trovare in via Grazzano, nella chiesa di San Giorgio, appunto dedicata al santo, con la pala centrale dell'altare che porta la firma di Sebastiano Florigelio. Sebastiano Florigelio è stato allievo del nostro pellegrino da San Daniele. Allievo e collaboratore, hanno lavorato per un lungo periodo insieme, tant'è vero che poi Florigelio si era impegnato a sposare la figlia del pellegrino dopo 2 anni che viveva nella bottega e in casa del pellegrino con vitto e alloggio, premurandosi di lavorare gratuitamente. Il matrimonio non avverrà mai e non si è mai capito bene se per colpa della mancata prematura morte della giovane figlia del pellegrino o se attraverso una lite furibonda tra i 2 pittori. Certo è che è abbastanza curioso sapere come, quando questa pala è stata commissionata, quindi i custodi della chiesa di San Giorgio, che pretendevano una pala molto più nobile, elevata, da collocare nell'altare principale, si erano rivolti, il documento cita, a un famosissimo pittore che opera in San Daniele, quindi è facile pensare che in quel periodo il maggior pittore è senza dubbio il pellegrino, ma non c'è la sua firma, non c'è il suo nome nella testimonianza, ed è strano che il pellegrino abbia rinunciato a questa committenza così importante. Si affida a Sebastiano Florigelio, suo allievo, e nel contratto si legge: il pittore definisce le modalità dell'opera, il compenso di 28 ducati e l'impegno a consegnare l'opera terminata entro la festività del santo, questo quindi entro il 23 aprile. In 3 mesi, quindi la committenza si fa a metà gennaio, in 3 mesi l'opera doveva essere consegnata con buoni e ottimi colori, di bella e di degna forma, tela, telai e chiodi forniti dal committente. La confraternita definì in modo dettagliato il soggetto che voleva essere rappresentato: la Vergine con il bambino in braccia, circondato da angeli, San Giorgio a cavallo con il drago, la principessa e infine San Giovanni Battista. Quindi esegue la pala. Non ci sono documenti, come spesso accade, di solleciti, di pagamenti non andati a buon fine, di ripensamenti, di opere che in qualche modo devono essere rifatte, rifiutate. No, tutto fila liscio, tutto va benissimo, viene pagata l'opera, però succede poi un fatto abbastanza curioso, che il nostro Florigelio è costretto a scappare dai confini, dalla città di Udine, dal suo territorio, perché ha un destino un po' molto simile al nostro caro amico Caravaggio, di cui conosciamo tutta la sua grandezza e ne parleremo dopo, ma che nella vita personale sappiamo che ha dovuto scappare, fuggire da un ordine di
contumacia di essere in qualche modo decapitato perché aveva ucciso sfidando un suo rivale a un gioco a pallacorda. Il nostro Florigerio, si legge alla cronaca del tempo, ha una discussione molto accesa, animata con un sarto, un certo Pietro da Moggio, probabilmente per discussioni di pagamenti, e dalle parole si passa agli spintoni, ai coltelli, e il nostro povero sarto ci lascia le penne. Il tribunale, non vedendo comparire a sua difesa lo stesso Florigerio, lo condanna a morte e in più all'esilio. Qualora fosse poi trovato dentro i confini di Udine, tutti avevano diritto di ucciderlo e decapitarlo. Riparerà in quel di Treviso, si hanno poche notizie in merito, qualche dipinto si trova a Conegliano in quel periodo, e poi molti anni dopo, i familiari del sarto lo perdonano ed egli potrà ritornare in patria, in quel caso a casa, e morirà a Udine. La sua pala è straordinaria, è molto affollata, è ricca di personaggi, però lui riesce, guardate, a dare l'importanza al soggetto dominante, perché se guardate bene il profilo del santo, sarebbe interessante guardarlo nei dettagli davanti al dipinto, la diapositiva come sempre ci può far immaginare qualcosa che invece va visto davanti al quadro, va sentito quel colore per vedere le sfumature, ma insomma dobbiamo in qualche modo fare, e quindi suggeriamo con questa diapositiva poi di andare a osservare quel capolavoro. Il profilo del santo, che è deciso, è forte, è orgoglioso, sconfigge il drago che ricambia con uno sguardo molto violento, incute senz'altro un bel po' di drammaticità, e il tutto poi, guardando le due figure, la principessa che solleva il capo e le mani verso la Vergine, quasi implorando aiuto, e un San Giovanni, come era stato richiesto dalla committenza, anche lui rivolto verso l'alto, dove la Vergine guarda tutta la scena, ne conosce sicuramente l'epilogo, è circondata da questi angeli, anche qui in un segno abbastanza disposto in forma circolare, per dare un leggero movimento a tutto l'impianto.
per essere anche poeti. Dal grembo caldo d'ogni nostro gesto, d'ogni nostra parola che sia sobria, procederà la lirica perfetta, in modo necessario e distintivo. Noi ci perdiamo, a volte affanniamo per i vicoli ciechi del cervello, sbriciolati in miriadi di esseri senza vita durevole e completa. Noi ci perdiamo, a volte, nel peccato della disconoscenza di noi stessi. Ma con un gesto calmo della mano, con un guardar volutamente buono, noi ci possiamo sempre ricondurre sulla strada maestra che lasciamo. E nulla è più fecondo e più stupendo di questo tempo di conciliazione. San Matteo e l'angelo di Caravaggio. Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio, nacque a Milano nel settembre del 1571. È considerato il maggior pittore italiano del 1600 ed uno dei massimi di tutti i tempi. Caravaggio inizierà la sua fulminante carriera dipingendo fiori e frutti. Sono anni difficili di povertà, fino al 1595 quando, incantato dalla sua pittura, il cardinale Francesco Maria del Monte decide di ospitarlo a Palazzo Madama e di prenderlo sotto la sua personale protezione. E così, mentre la fama di Caravaggio cresce e si susseguono con alterne vicende anche le commissioni pubbliche, le cronache del tempo lo vedono coinvolto sempre più frequentemente in risse, aggressioni e denunce, fino a quel fatidico maggio 1606, in cui Caravaggio ferisce a morte a Ranuccio Tomassoni durante un incontro di pallacorda. Da quel momento il suo destino sarà segnato da una condanna a morte e dalla fuga, che si concluse a Porto Ercole, dove morì a 39 anni. In seguito, quando la città di Roma, sotto il dominio delle grandi famiglie aristocratiche, sarà trasformata nella monumentale capitale dei fasti della Controriforma, anche le prostitute e i poveracci, come santi e martiri, avranno con Caravaggio un loro ruolo da protagonisti. Abbiamo omaggiato il nostro Presidente e non potevo fare un torto al Vicepresidente, però vi prometto che termino qua. Quindi dobbiamo parlare anche di San Matteo. Il suo nome porta il significato, nome di origine ebraica, significa dono di Dio. I suoi attributi sono il libro, la penna, l'inchiostro, il calamaio, quindi tutti strumenti dello scrittore. Egli è un esattore delle tasse, un pubblicano dunque, e non ben voluto dal popolo. Venne chiamato da Gesù, come egli stesso scrive nel suo Vangelo, mentre era intento a contare il denaro dei tributi più o meno leciti. San Matteo protegge gli scrittori, i banchieri, i bancari, i disattori, i contabili, i ragionieri e la Guardia di Finanza. Si celebra il 21 settembre. Nell'opera di Caravaggio questo quadro lo troviamo sempre nella cappella Contarelli nella chiesa dei Francesi a Roma. Ne abbiamo già parlato l'anno scorso quando il tema trattava la luce, e in questa cappella troviamo ben 3 dipinti di Caravaggio dedicati a San Matteo, perché Contarelli portava di nome Matteo, non aveva dedicato la sua cappella con l'altare al santo. Avevamo parlato della vocazione di San Matteo per quanto riguarda la luce. Di fronte alla vocazione troviamo il martirio, e l'altare principale porta il San Matteo. Il San Matteo, come abbiamo visto, nella sua iconografia viene richiesto come un anziano signore che ha necessità di scrivere il suo Vangelo, ma che trova difficoltà perché proprio non ha conoscenza di grammatica, di lingua, di scrittura. E allora Dio manda un angelo a San Matteo che lo accompagna a scrivere perfettamente il Vangelo. Caravaggio ci consegna questo quadro che è adesso
collocato da allora, e ci racconta tutto questo in uno stile che è immediatamente riconoscibile, quel chiaroscuro, quella luce prepotente, che è una luce che si irrompe in un oscuro, cambia completamente la modalità della lettura di ombra e di luce fin qui letta prima dell'avvento di Caravaggio. Caravaggio porta delle folgorazioni, delle vampate di luce a indicare dove guardare, perché è lì il punto di verità. Il punto di verità sta in questo angelo che arriva dall'alto con un San Matteo che lo vediamo nella sua espressione con ancora una buona difficoltà, ma che comunque dobbiamo immaginarlo seduto prima, con difficoltà, mette le prime parole sui suoi fogli, grande difficoltà, arriva l'angelo, si accorge e fa un balzo in piedi, si alza, gli va incontro proprio per ringraziarlo, per avere questa grande possibilità. E tutto questo accade in un frangente, ce lo dice Caravaggio, pensando di guardare il quadro dal basso verso l'alto, in quello sgabello che fa fatica a stare in equilibrio. Ecco, ci sta cadendo addosso quasi. Ecco, questo piccolo particolare non è mai un virtuosismo fermo a se stesso, ma serve a sottolineare la stessa difficoltà che aveva San Matteo quando tentava di scrivere il suo Vangelo. A parte poi la straordinaria potenza di quella pittura, come sempre sappiamo, anche quando poi i temi soggetti sono così diretti, senza tanti elementi, resiste però la straordinaria verità e potenza di Caravaggio. Bisogna anche dire che prima di questo dipinto Caravaggio aveva eseguito anche questo San Matteo, sempre per questo altare, sempre per l'altare di questa cappella, con San Matteo di nuovo che scrive il Vangelo. Abbiamo purtroppo una fotografia in bianco e nero salvata perché il quadro si trovava a Berlino in un museo e durante i bombardamenti in guerra il museo viene bombardato, tutte le opere vanno distrutte e bruciate, compresa quest'opera di Caravaggio. Per fortuna la testimonianza di una fotografia ci fa riflettere e guardare un aspetto di Caravaggio che qualche volta ci è sfuggito sulla bellezza di come l'aveva pensato inizialmente per quell'altare. Allora, bisogna anche dire che ultimamente gli ultimi studi mi portano a riflettere, a studiare ancora di più sul fatto che molti mettono in dubbio che questo quadro sia stato rifiutato. Molti dicono che era in sostituzione di quello originale. Ecco, non mi addentro in questi particolari dove il periodo ci fa spesso capire come tutto viene messo sempre tutto in dubbio e che comunque bisogna rivedere il tutto. Trascurando questo e continuando a pensare che il quadro è stato rifiutato e quindi successivamente acquistato da un banchiere, il marchese Vincenzo Giustiniani, collezionista di Caravaggio, devo pensare che il quadro sia stato rifiutato, come spesso abbiamo trovato testimonianza e documentazione, perché i titolari della chiesa non accettavano che quel santo portasse i piedi proprio di fronte a noi. Pensiamolo anche questo abbastanza alto, alla nostra altezza troviamo quei piedi, i piedi sono rappresentati in un verismo, quindi sporchi, qualcuno indica come puzzolenti in un santo non si può pensare, indecoroso, e soprattutto, guardate lo sguardo di quel santo, è in difficoltà, è troppo ignorante. Diventa più importante l'angelo che un santo? No, tutto questo non si può accettare, toglietelo, non ne vogliamo sapere. O lo rifà, oppure diamo la possibilità di eseguire un capolavoro a un altro artista. Guardate la bellezza e lo spunto straordinario nuovo che questo quadro ci offre, quest'opera ci offre. Guardate quel bambino, che è un angelo, certo, un angelo che guida con la sua mano, la mano del santo, su quel quaderno, gli insegna a scrivere con tutta la pazienza al nonno, un nipotino che gioca col proprio nonno, gli insegna al nonno, un nonno di oggi, sostituite quella penna con un mouse al computer. Quante volte abbiamo bisogno del nostro nipote e nipotino che ci insegna a utilizzare quel mouse? Quindi ecco, non questi strumenti, ma nell'idea di tenerezza, di complicità, ecco che ci fa vedere senza dubbio un Caravaggio che ha una sensibilità notevole e che se non ci fosse questa sensibilità non avrebbe potuto cogliere quella dolcezza e quella armonia, quella dolcezza in quel volto, in quella tenerezza di quell'angelo.
l'essere santi, ma ha pure indicato cosa un santo non è. La Chiesa offre a tutti la possibilità di percorrere la strada della santità, che è la strada del cristiano verso l'incontro con Gesù. Gesù, il santo per eccellenza. La Chiesa non rifiuta i peccatori, li accoglie e li invita a lasciarsi contagiare dalla santità di Dio. Lo scrittore francese Léon Blanc affermava negli ultimi giorni della sua vita che c'è solo una tristezza nella vita, quella di non essere santi. Santa Margherita di Francisco Zurbarán, figlio di un ricco commerciante di origine basca e di Isabel Márquez. Nasce nel 1598. A 16 anni è apprendista a Siviglia, lavorò per chiese e conventi e si sposò 3 volte. Nel 1626 ottenne un importante incarico dai Domenicani di Siviglia. Lavorò per le maggiori comunità monastiche realizzando i suoi primi capolavori. Si rivela già pittore naturalista e poetico, interprete dell'atmosfera spirituale della vita conventuale, lontana da qualsiasi vanità e celebrazione. Nel 1634, su iniziativa di Velázquez, è chiamato a Madrid per partecipare alla decorazione del Palazzo del Buen Retiro, per il quale esegue 10 grandi quadri a soggetto mitologico. Tornò a Siviglia con il titolo prestigioso di pittore del re. Alla fiorita attività del suo laboratorio si affiancano però diverse avversità nella sfera privata. Nel 1639 muore la seconda moglie e dopo alcuni anni perde anche il figlio colpito dalla peste. Negli anni che seguirono la sua fama si avviava al tramonto. Fino alla morte nel 1664 risiederà a Madrid con la terza moglie, conducendo una vita modesta e dedicandosi a quadri di piccole dimensioni e di devozione privata. Oggi è considerato uno dei più grandi pittori del barocco spagnolo. Santa Margherita d'Antiochia originariamente si chiamava Marina, donna del mare. Poi il nome fu cambiato in Margherita, nome che deriva dal greco e che significa perla. Spesso è rappresentata nei dipinti con fili di perle o una perla in mano. I suoi attributi, a cui i pittori dovevano attenersi, sono il drago, la croce e qualche volta gli abiti da pastorella. La leggenda aurea riporta che la giovane Margherita era una nobile fanciulla, figlia di Teodosio, patriarca dei Gentili e sacerdote pagano. Dopo la morte della madre fu affidata a una balia che praticava clandestinamente il cristianesimo. Quando venne ripresa in casa dal padre, dichiarò la sua fede cristiana e Margherita fu cacciata di casa. Ritornò dalla balia che la accolse e le affidò la cura del suo gregge. Battezzata fu istruita alla fede cristiana e a 14 anni, mentre stava accudendo e vigilando il suo gregge, la vide il prefetto della regione Olibrio, che la volle per sé. Sarebbe stata sua moglie se nobile, altrimenti sua concubina. Ma Margherita si dichiarò nobile, ma dichiarò anche la sua fede cristiana e il suo voto di castità. Fu rinchiusa e torturata e, non accettando di abbandonare la sua fede, fu decapitata. Durante le torture, Satana, che le apparse sotto forma di drago, la divorò, ma la croce che teneva in mano fece in modo che le viscere del mostro si spalancassero e che Margherita ne uscisse illesa. È pertanto invocata dai moribondi, è invocata contro le tempeste, qui si torna all'origine del nome Marina, è protettrice degli agricoltori, delle donne in gravidanza, degli insegnanti e dei soldati. Quando avete l'occasione, se avete l'occasione di passare per Bergamo, a Torre dei Busi, sono state affrescate molte scene delle vicende della storia di Margherita. Sono dipinti molto antichi e vale la pena andare
a guardare, sono molto rari nella rappresentazione così minuta e numerosa come opere che riguardano la Santa. Si celebra il 20 luglio, il giorno del suo martirio, che avvenne a 15 anni. È patrona di Sappada e di Vito d'Asio. Quando poi vediamo l'opera di Zurbarán, questo pittore straordinario nella cura dei dettagli, basta l'immagine, non serve che la descriva, lui dipinge sempre così analitico in ogni dettaglio, ma mai fine a se stesso. Anche qui troviamo di forte contrasto il chiaro e lo scuro per le motivazioni che poi deve evocare, suggerire la Santa, che la vediamo dipinta intanto con abiti che sono contemporanei al pittore, quindi non gli abiti della Santa, e soprattutto in piena luce, in un atteggiamento in cui viene richiamata da noi, fruitori, siamo davanti all'opera, la stiamo chiamando, l'abbiamo riconosciuta. Tutto questo accade perché, se guardiamo bene, Vito segna una pagina nel libro di preghiere. Era intenta a pregare mentre vegliava, custodiva il gregge, e vediamo all'ombra, ai piedi di lei, il drago, suo attributo, gli dà riconoscibilità, molto mansueto, domesticato, proprio perché il male continua a stare nel buio, ma non teme la Santa, che si contrappone con questa luce accesa su quel volto, quella luce, quello sguardo sobrio rivolto a noi, come a suggerire: avete ancora dubbi? Guardate. Se poi parliamo della Santa e parliamo di tutto questo attraverso un pittore sconosciuto, anonimo, di questa pala, pittore austriaco, e la trovate a Palazzo Elti a Gemona, museo civico, è straordinaria perché ci permette di conoscere altri santi, di leggere altri santi nell'opera. La pala è dedicata non a Santa Margherita ma a Sant'Anna, con Maria, il bambino, e i santi Ruperto, Margherita, Giuseppe e Gioacchino. Al centro il soggetto dominante, Anna, in braccio a Maria, che a sua volta ha il bambino Gesù in braccio, che si protrae, allunga la mano verso Santa Margherita, che le dona la perla, il simbolo richiama, evoca il suo nome. Alle spalle troviamo San Giuseppe e dalla parte opposta invece Gioacchino. Di fronte a Santa Margherita, San Ruperto, vescovo di Salisburgo, e lo riconosciamo, il suo attributo è la botte contenente il sale, e questa è la straordinaria opera che ci permette di confrontarla con scuola appunto nordica, scuola tedesca, rispetto alla pala che sta di fronte di un'altra volta, guarda caso, del pellegrino dedicata a San Giuseppe e a Santa Margherita e a Santa Elisabetta d'Ungheria. Detto questo, occupandoci di Santa Margherita, vediamo che ha in mano la croce, e quella croce finisce proprio quando trafigge il drago ha il suo muso rivolto verso la Santa. È curioso vedere che questa è una pala come dono di nozze, perché ai piedi di tutta questa conversazione sacra troviamo inginocchiate due figure molto più piccole, perché questo bisogna fare quando si ha la possibilità di stare dentro in quella dimensione sacra. I committenti, quando a loro è possibile essere dipinti dentro lo stesso quadro, devono essere rispettate quelle misure per intendere la nobiltà delle figure sacre rispetto a queste due figure che sono terrene. In ginocchio a sinistra troviamo Ruperto, portava questo nome, e a destra la moglie Margherita. Ai loro lati troviamo gli stemmi delle proprie famiglie che nell'unione di questo matrimonio davano origine poi a un altro stemma.
I santi non sono superuomini, ma amici di Dio. I santi sono gli amici di Dio, perché nella loro vita hanno vissuto in comunione profonda con Dio. I santi non sono superuomini, né sono nati perfetti. I santi, come ognuno di noi, hanno vissuto una vita normale, ma hanno conosciuto l'amore di Dio e lo hanno seguito con tutto il cuore, senza condizioni e ipocrisie. Da che cosa dunque si riconosce questa santità? Tutti i cristiani, in quanto battezzati, hanno uguale dignità davanti al Signore e sono accomunati dalla stessa vocazione che è quella alla santità. Anche i santi hanno i loro peccati, ma sanno pentirsi e chiedere perdono. I santi sono uomini e donne che hanno la gioia nel cuore e la trasmettono agli altri. La gioia, dunque, tratto distintivo dei santi, è in contrapposizione a quella faccia da funerale che hanno alcuni cristiani che non vivono bene la loro fede. Estasi di Santa Cecilia di Raffaello. Nasce a Urbino nel 1483, pittore e architetto tra i più celebri del Rinascimento, contemporaneo di Leonardo e Michelangelo. Morì a soli 37 anni a Roma nel 1520. Il padre di Raffaello era un pittore e aveva una fiorente ed operosa bottega sotto la protezione della corte di Federico di Montefeltro. In questo contesto nasce Raffaello, il quale iniziò il suo primo apprendistato, che durò probabilmente fino alla morte del padre. Già orfano della madre, aveva 11 anni ed ereditò la bottega. Riconosciute le straordinarie capacità, nel 1497 Raffaello si reca a Perugia da un noto artista, il perugino, dove si distinse e ben presto collaborò col suo maestro. Fece una carriera folgorante tra Firenze e Roma. Trascorse la propria esistenza amato e onorato, non solo dalla critica, ma anche dal popolo. Da quel tempo e per secoli il mito di Raffaello non è mai venuto meno. Lo rende ancora oggi uno degli artisti più celebrati e universalmente amati. Il suo corpo fu sepolto nel Pantheon, come egli stesso aveva richiesto. Un letterato del tempo, Pietro Bembo, scrisse appositamente l'epigrafe e recita: qui è quel Raffaello da cui, finché visse, madre natura temette di essere superata e quando morì temette di morire con lui. Trattandosi di un evento di pittura, di musica, di testi, di poesia, non potevamo non parlare di Santa Cecilia, la patrona della musica. E il suo nome è romano, probabilmente di origine etrusca, a lungo tempo fu connesso con Ceco. Secondo l'etimologia medievale, invece, sarebbe connesso con Celi e Lilia, Cielo e Gigli. Cecilia visse nel III secolo. Dal XV secolo è rappresentata con strumenti musicali, principalmente l'organo, che però deriva probabilmente da un errore di trascrizione. Le notizie sulla vicenda di Cecilia sono una rivisitazione della leggenda aurea sotto la base della Passio. Per raccontare la documentazione che ricevevano gli artisti c'è un quadro che vi porto, questo di Raffaello, ne parliamo dopo. Diamogli un'occhiata velocemente alla composizione soprattutto. È diventata scuola per tutti gli artisti che poi venivano appositamente ad ammirare quest'opera di Raffaello, quando egli stesso ha compreso di aver toccato corde altissime per quanto riguarda la sensibilità di chi vuole e di chi ama l'arte. Ma ne parliamo dopo. Per vedere in immagine invece le vicende di Santa Cecilia, Orazio Gentileschi, papà di Artemisia Gentileschi, conosciamo benissimo questa bravissima
artista, pittrice, che è diventata famosa anche purtroppo per le sue vicissitudini private, ma di una straordinaria bellezza, che fa una grande artista. Ecco, il padre ci presenta Santa Cecilia, San Valeriano, San Tiburcio, visitati dall'angelo, perché con questo dipinto bene ci fa vedere quello che doveva essere rispettato quando poi si parla e si propone Santa Cecilia in pittura. La giovane cristiana Cecilia aveva fatto voto di verginità, ma venne fidanzata a un pagano di nome Valeriano. La sera delle nozze, Cecilia gli svelò di avere un angelo che difendeva il suo corpo poiché aveva consacrato a Dio la propria verginità. Valeriano chiese spiegazioni, si convertì e fu battezzato. Così poté vedere l'angelo e ricevere da lui una corona di rosa, mentre Cecilia ne ricevette una di cigli. Ecco, Santa Cecilia la vediamo a destra, inginocchiata, saluta l'angelo che arriva dall'alto, l'angelo guarda Valeriano crede e riceve la corona di rose, mentre la corona di gigli è posta dietro la testa, sopra il drappo rosso, sopra Santa Cecilia. In seguito si convertì anche il fratello di Valeriano, Tiburcio, che lo vediamo che sbircia, si accorge, assiste a quello che sta accadendo in quel luogo. I due, Valeriano e Tiburcio, vennero martirizzati a causa della loro conversione e poco dopo anche Cecilia fu condannata. Prima a morire per soffocamento in un bagno di vapore, poi immersa in un bagno di olio bollente, poi immersa in un bagno di olio bollente e infine con 3 colpi di spada la ferirono mortalmente, ma visse il tempo 3 giorni per riuscire a distribuire i suoi beni ai poveri. L'iconografia della Santa non ha nessun legame con la sua vicenda, ma dal XV secolo è legata alla musica. La causa è una arbitraria trascrizione del testo della Passio nella liturgia della Santa con la triplice ripetizione di Cantantibus Organis, riferito al canto della festa dello sposalizio, che Cecilia neppure ascoltava, tutta concentrata a pregare e a offrire a Dio la sua purezza. È invocata dai musicisti, che li protegge, insieme ai poeti e ai cantanti. Le sue reliquie si trovano a Roma, a Trastevere, nella basilica a lei dedicata, si celebra il 22 novembre ed è patrona di Pradamano. Dopo Orazio Gentileschi, qui Santa Cecilia non c'è, però tanto per farvi osservare come a pochi passi nel Duomo di Spilimbergo, Palma il Giovane, un artista di cui dobbiamo essere orgogliosi, ospitano diversi musei, Udine, Gemona, diverse chiese nostre sul territorio, dipinti di Palma il Giovane, che non è uno qualunque, uno dei tanti. Palma il Giovane vi dico solo questo, è un artista a cui gli è stato permesso di terminare l'opera, l'ultima incompiuta di Tiziano, La Pietà, che oggi si trova alle Accademie di Venezia, perché appunto Tiziano muore e non riesce a completarla. Mancano alcuni dettagli, pochi dettagli, ma l'incarico, il compito lo si affida a Palma Giovane, quindi qualità eccellente, grande maestro, e abbiamo la possibilità di guardare e ammirare le sue fatiche e i suoi lavori. Questa pala che si trova nel Duomo di Spilimbergo, che celebra San Bernardino con Santa Lucia al centro, va ricordata, e l'ho portata perché ricorda molto la composizione di Raffaello che descriveremo dopo, in questa forma circolare, questa conversazione sacra, Santa Lucia come Santa Cecilia sta guardando verso l'alto con un sentire quasi in estasi. Qui guarda San Bernardino. Lei al centro, la riconosciamo con il palmo del martirio in mano e nell'altra mano porta un vassoio con i suoi occhi. A sinistra possiamo vedere e individuare e riconoscere San Francesco con la croce in mano e la mano vicino a Santa Lucia porta le stigmati. Dall'altra parte un Sant'Antonio da Padova riconoscibile per il giglio bianco e il libro. A sinistra Santa Caterina con la ruota del martirio, anche qui spesso la troviamo con il suo attributo che è la ruota, spesso anche spezzata perché non morirà col martirio della ruota, verrà uccisa di spada anche lei. La
ruota si spezza nel momento in cui si deve iniziare questo martirio. E infine la Maddalena con l'ampolla. Ecco, questo nella composizione, tanto per dire che anche il Palma, come tantissimi hanno guardato alla palla di Raffaello, che andremo a raccontare, perché è straordinaria da sempre. Qui Raffaello, lui stesso, si rende conto di avere raggiunto il massimo della sua produzione, del suo pensiero, della sua sensibilità. Tutto è grazia, tutto è eleganza, tutto è bellezza, e talmente c'è armonia e bellezza e qualità di pensiero che lì non ci sarebbe stato spazio per uno spillo, tutto equilibrato, dove si vive in estasi come Santa Cecilia guardando quell'opera. E di straordinario ha che noi riusciamo a sentire la presenza del divino quando non è mai dipinto. Si ascolta quella presenza come si ascolta la musica dove non è possibile vedere, e l'opera dipinta ci permette di sentire la presenza di un Dio che sta dentro la santa. La santa si accorge di qualcosa di incredibile, sente un suono, una melodia dentro di sé, rivolge lo sguardo verso il cielo dove si apre una nuvola e c'è un coro di angeli che canta. Anche qui la disputa tra gli esegeti del tempo, che ritenevano che il canto è molto più nobile dello strumento musicale, quindi molto più elevato. Mentre sotto vediamo a esaltare questa estasi le altre figure sante impegnate che non si accorgono di quel sentire che appartiene soltanto alla santa. Un San Paolo intento alle sue meditazioni, riconoscibile dalla spada in primo piano, di una straordinaria potenza e concentrato sui suoi pensieri. Dietro di lui San Giovanni Evangelista, che ha un atteggiamento come sempre gli compete, quell'atteggiamento di tenerezza, di dolcezza. Qualunque cosa accade, lui è sempre accanto a Gesù, crede a Gesù, sposa Gesù, non ha nessun pensiero che non dedicare se stesso a Gesù. San Giovanni è riconoscibile perché ai piedi troviamo l'aquila, che è simbolo e attributo, è l'animale che vola più in alto di tutti gli altri animali, come l'evangelista che vola più in alto di tutti gli altri, è quello che è più vicino a Gesù. Poi Sant'Agostino, che dialoga con San Giovanni, e in primo piano la Maddalena, che inizia un dialogo con noi, contribuisce a un dialogo, ci chiama con quello sguardo diretto. Santa Cecilia al centro abbandona il suo strumento, e ai piedi troviamo strumenti musicali che appartengono all'uomo, abbandonati, distrutti, perché la musica divina è superiore, la musica terrena non può competere con la musica celestiale. E c'è da notare, da sottolineare, come molti critici, anche qui di nuovo tutto in discussione, ma molti critici indicano come gli strumenti musicali, quella natura morta incredibile, natura silenziosa, vita silenziosa, quegli strumenti abbandonati siano opera di Giovanni da Udine, il nostro Giovanni da Udine, che è molto minuzioso nel descrivere quei dettagli e quel capolavoro di natura morta. La musica terrena non compete con la musica celestiale. Giovanni da Udine è il migliore allievo di Raffaello, tant'è vero che è custodito, accolto accanto a Raffaello al Pantheon. E se è vero, come credo che sia vero, che la musica divina non può competere con quella terrena, anche se di altissimo livello, però permettetemi, io ascolto ancora una volta con emozione la musica di Franca Bertoli, perché se non è proprio divina, si avvicina molto, credo.
San Giorgio, questo sembra un po' eccessivo, però il nostro Presidente magari a conclusione. Ecco che arriva Giorgio, grazie. Bene, credo che tutti abbiate potuto apprezzare la passione con cui gli autori di questo evento l'hanno creato. Da Ugo, nelle sue letture che distribuiva saggezza, a Paola con la raccolta bibliografica precisa, Paolo il commento ai quadri, è sempre entusiasmante. A me mi appassiona sempre tantissimo ascoltarlo quando descrive, veramente una cosa emozionante e franca la sua musica. Quindi io farei un altro applauso a tutti. condividere con noi una gioia veramente molto molto intensa che avverrà, speriamo, in tutti gli auspici sono così, il 29 e 30 aprile di quest'anno, in cui avverrà il 17° concorso internazionale di musica da camera, Cameristi dell'Alpe Adria, che è una manifestazione che ospita giovani in composizione dal duo al decimino quest'anno. Ma la cosa straordinaria è che avremo Paolo Mattiussi con le sue opere che allieteranno veramente la cornice dell'auditorium comunale di Maiano, e il pittore sarà a disposizione per illustrarci queste magnifiche opere che lui fa, addirittura in cui molti soggetti si ispirano alla musica. Quindi è un invito per tutti, grazie davvero. Che siamo in fase di promozione, promuovo un altro evento che sarà aperto al pubblico l'11 aprile. Sì, rischiamo di rovinare tutto, però l'11 aprile vi aspetto con entusiasmo, racconteremo dentro la chiesa di Sant'Antonio Abate, quindi viviamo di magia, sicuramente di arte, però non parliamo della pittura del Cinquecento se non facciamo riferimenti che sempre ci sono, ma parleremo di pittura astratta informale, quindi recuperare il linguaggio e la grammatica, quindi un dialogo tra l'arte figurativa, astratta e informale, per comprendere un po' meglio il senso, il perché e sicuramente spaventarci un po' meno davanti a immagini che qualche volta con difficoltà riconosciamo. Grazie. Questo evento avrà la stessa forma, ci sarà Paola che parla e poi Alessandro Del Corpo, che è il figlio di una nostra socia, che col cembalo farà gli intermezzi musicali, quindi la forma è la stessa, sarà un venerdì 11 alle 18 mi sembra. Credo. Ecco. Bene, comunicazioni di servizio esaurite. Buona serata.